Un metodo scientifico per approcciare alla bonifica dei siti inquinati veneti rispettando le priorità stabilite da 14 parametri. È quello che la Regione Veneto intende applicare grazie alla collaborazione con l'Università di Padova per non procedere in modo discrezionale alla bonifica dei 130 siti orfani che vanno trattati. L'obiettivo è quello di approcciarsi con un metodo scientifico, con il supporto dell'Università di Padova, per affrontare scelte decisionali in maniera il più trasparente e meno discrezionale possibile, in modo da sgomberare il campo da retropensieri. Si interviene prima lì perché magari c'è il comitato che fa più rumore oppure c'è il sindaco amico. Non funziona così. Con questo modello viene definita una graduatoria in base alla pericolosità e al rischio presente nel sito contaminato e si interviene prima dove c'è il rischio maggiore, definito in maniera oggettiva. Quindi stiamo parlando dei siti cosiddetti orfani, quelli dove interviene l'ente pubblico, e dove interviene l'ente pubblico è necessario, proprio in virtù del fatto che sono soldi di tutti, che ci sia una discrezionalità la più bassa possibile e la massima trasparenza. 14 criteri suddivisi in 3 famiglie raggruppanti gli indicatori, la struttura del nuovo metodo. La parte diciamo più interessante, credo anche per il pubblico, sia quella relativa al fatto che questo è un modello in cui, diciamo così, i pesi, che sono quelli che generalmente vengono chiamati punteggi, sono il risultato di un processo di partecipazione e di condivisione. Quindi è un modello che direi è costruito insieme a tecnici, esperti, policy maker e principali stakeholder. Quindi quello che abbiamo fatto è utilizzare un approccio che è consolidato, trasparente e che è consolidato in termini di algoritmo e di funzionamento dell'algoritmo, con i pro e i contro di tutti gli algoritmi che vengono utilizzati. E la cosa più intuitiva è che abbiamo innato forse un concetto di gerarchia quando prendiamo una decisione, e la gerarchia ci consente questa struttura di scomporre un problema molto complesso in sottoproblemi più piccoli. È chiaro che con questa cifra, con 30 milioni si riesce, 30, 40, 50 milioni si riesce a intervenire su un terzo di quelli che sono i siti oggi contaminati. Però è altrettanto vero che questo elenco nasce 30, 40, 50 anni fa, e quindi se ci fosse una continuità sui finanziamenti nei prossimi 2, 3 anni, 4 anni, questo elenco si ridurrebbe in maniera assolutamente drastica.